per una maggiore attenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti, premesso che il complesso residenziale al parco sito in via Ponte delle Cassie, nella Valle dell'Uccello, ospita circa 100 famiglie, metà delle quali sono di origine americana. Il numero di cassonette per la raccolta di rifiuti è notevolmente inferiore alle effettive esigenze della zona. Per la raccolta della plastica e della carta a disposizione dell'intero complesso residenziale è presente un solo cassonetto, il quale tra l'altro non consente di differenziare le due tipologie di rifiuto. Rilevato che a causa delle ridotte capacità di cassonetti molto spesso i residenti sono costretti ad abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori, tale situazione risulta molto sgradevole, in particolar modo durante il periodo estivo, a causa dei forti odori provenienti dai rifiuti e in generale durante tutto l'anno, poiché l'immondizia che stanzia poi i cassonetti stabilisce il decoro oltre che la polizia delle strade. Ritenuto che sarebbe necessario posizionare dei cartelli con le indicazioni per la corretta gestione dei rifiuti anche in lingua inglese, al fine di consentire ai cittadini americani che spesso soggiornano solo per brevi periodi di tempo nel nostro comune di comprendere le regole della raccolta differenziata. Il termine del sindaco del comune di Pordenone per conoscere se intende potenziare il numero di cassonetti a servizio del complesso residenziale del parco e assicurare la presenza di distinti contenitori per consentire alla comunità di raccogliere diverse tipologie di rifiuti. 2. Se intende posizionare dei cartelli in lingua italiana e in lingua inglese per istruire la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti. 3. Se ritiene opportuno installare una telecamera a sorveglianza della zona dove sono posizionati i cassonetti al fine di controllare e sanzionare eventuali comportamenti in spregio alle norme sulla corretta raccolta dei rifiuti. A firma del consigliere Marco Piccino, risponde l'assessore